Buongiorno, bentrovati per il primo appuntamento con l'informazione di Telechiara. Anche oggi ci occupiamo di una manifestazione che vivacizzerà Vicenza, ma non soltanto Vicenza, in questo fine settimana a partire da venerdì. Parliamo di Libriamo 2010 e qui con noi c'è un terzo ospite, ma forse l'anima più rilevante, ecco, di questa manifestazione, perché è l'ispiratore di Libriamo 2010. Stiamo parlando di Paolo Vangelista. Passione per la letteratura, passione per far incontrare le persone sulla letteratura, che cosa? Beh, l'idea di base è più che altro quella di trovare, appunto come diceva lei, il punto di unione tra il far conoscere gli autori che magari già la gente conosce, ma da un punto di vista diverso, quello più vicino, quello più umano, al di là del libro che poi scrivono, un qualcosa che li porti persone vive, reali, insomma, che poi la gente può incontrare. Ne parliamo tra poco nella seconda parte di questo telegiornale. Intanto vediamo la cronaca. Sono iniziati da poco nella cattedrale di Belluno i funerali di Don Francesco Cassolli, il parroco di Longarone, ucciso domenica scorsa dal colpo di fucile di un bracconiere nelle campagne della Murgia in Puglia. Questa sera vedremo le immagini, sentiremo il ricordo di questo sacerdote molto amato nella sua diocesi, che vediamo in queste immagini, momenti festosi all'epoca. Morto, ricordiamo, per essere stato scambiato per un cinghiale nella notte mentre dormiva in un sacco a pelo durante un'esperienza di cammino e di preghiera insieme ad alcuni fedeli della sua parrocchia. Intanto si è pronunciata anche la direzione del parco della Murgia sul tragico evento. Don Cassolli non avrebbe dovuto trovarsi in quell'area perché prima di accamparsi con i giovani del GUM avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione all'ente che gestisce il parco. Lo sostiene il direttore del Parco della Murgia, Fabio Modesti, che ha anche scritto una lettera ai vertici della Chiesa bellunese ed ai vescovi della Puglia. Una smentita all'obbligo di autorizzazione sostenuta in Murgia è arrivata invece dal Parco delle Dolomiti bellunesi. Anche nei parchi nazionali, precisa la direzione del parco, è consentito il bivacco d'emergenza, mentre è da autorizzare il campeggio con strutture di lunga permanenza. Don Francesco cercava Dio camminando e dormendo all'aria aperta e per questo bivaccava dove poteva, come da sempre si fa sulle nostre montagne, si legge nella dichiarazione del Parco delle Dolomiti. La cronaca ancora: due banditi armati hanno assaltato l'ufficio postale di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. Dopo il colpo i malviventi sono stati visti allontanarsi a piedi. Sull'episodio sta indagando la polizia. E l'autostrada 13 Padova-Bologna è temporaneamente chiusa nel tratto Padova Sud Terme Eugane in direzione del capoluogo a causa di un incidente tra due mezzi pesanti che ha comportato una perdita di gasolio sull'asfalto. Lo rende noto la Postrada del Veneto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14, non ha causato per fortuna feriti. Attualmente in carreggiata sud si viaggia su un'unica corsia con un'uscita obbligatoria a Terme Eugane e rientro in autostrada Monselice. E un uomo di 48 anni, Livio Abram, abitante a Marano Lagunare in provincia di Udine, è morto purtroppo in un incidente stradale avvenuto questa mattina vicino al centro storico della località lagunare friulana. La dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata. L'uomo ha perso il controllo del mezzo battendo violentemente il capo sull'asfalto e è stato trovato senza vita tra un muretto e un palo pubblicitario. E ora ci occupiamo di lavoro. Da 7 mesi senza stipendio, senza certezze sulla cassa integrazione, senza un futuro. Sono i 30 dipendenti della Andelini di Mirano in provincia di Venezia che da oggi hanno occupato la sede della provincia dove sono in corso incontri e contatti per verificare le possibili soluzioni. Noi ne parleremo questa sera nel telegiornale delle 19. Sentiamo intanto lo stato d'animo comprensibile con cui i lavoratori stanno vivendo questo difficilissimo momento per se stessi e soprattutto per le loro famiglie. Siamo disperati, siamo esasperati, non abbiamo più niente da dire se non essere incavolati con le istituzioni, perché da 2 mesi che hanno firmato questa cassa integrazione e ad oggi non sappiamo né cosa, né come, e tutte le promesse, 2 cose che avevano promesso al momento della firma non sono state mantenute.
Io sono sposato da 27 anni con 3 figli a carico, 2 ragazze al liceo e un ragazzo all'università che spero a settembre si laurei. Senza stipendio da febbraio, l'ultimo stipendio era stato il mese di febbraio, come si fa? Si sopravvive, per fortuna ho la moglie che lavora, però in 5 uno stipendio non è sufficiente, si sopravvive con l'aiuto degli amici, con l'aiuto dei parenti, dei genitori e di quant'altro. Solidarietà tra noi, nel nostro gruppo siamo finiti. E noi stiamo valutando di fare veramente come si può dire, dei gesti estremi, perché non è possibile, non so, io questa Italia non la riconosco. Mi dispiace, ma questa Italia non la riconosco, a volte dico mi vergogno, sono italiana. Le istituzioni stanno facendo di tutto, ma purtroppo, ancora una volta in questo Paese, la legge tutela chi non ha ragione, chi ha frodato il fisco, chi ha evaso fatture false vive liberamente e agiatamente del frutto del proprio fare. Queste persone che hanno sempre lavorato onestamente sono ridotte alla disperazione. Non è possibile. Resteranno qui fino a che non avranno quelle risposte che servono per dare speranza alle loro famiglie e ai loro figli. E questa sera alle 19 ricostruiremo un po' questa vicenda, di cui peraltro ci siamo anche già occupati. Sentiremo anche altre voci, altri tentativi che si stanno facendo per salvare questa situazione. Ed è in corso alla Gatorade di Silea un incontro tra i rappresentanti della PepsiCo Italia e gli amministratori provinciali di Treviso per presentare il piano aziendale che chiarirà la sorte dello stabilimento di Silea. Ieri è stato annunciato come un giorno decisivo per conoscere il futuro dello stabilimento, ma i dipendenti hanno votato una mozione contro la partecipazione a questo incontro. A Silea c'è per noi Francesca Iuculano, dunque ecco questi 2 elementi. Francesca, che cosa c'è da dire? Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. In realtà purtroppo la comunicazione è già stata fatta. La dirigenza della PepsiCo Italia ha deciso di chiudere lo stabilimento di Silea e di avviarsi verso una terziarizzazione. Diciamo che tutti quante la produzione si sposterà probabilmente alla San Benedetto, anche se non è ancora ufficiale, ma è in via ufficiosa, però ci sono già molte voci che corrono, anche perché la PepsiCo Italia ha già diversi rapporti di lavoro con la San Benedetto, sia nello stabilimento di Scorzè, però anche in altri stabilimenti. Certo, quindi Francesca, la domanda è naturalmente d'obbligo, non so se hai qualche elemento per dare una risposta. Che cosa ne sarà dei lavoratori? Dei lavoratori purtroppo ancora non si sa nulla, si parla già di cassa integrazione. Ovviamente la San Benedetto dovrà assumere alcune persone, però intanto si tratta di spostare questi lavoratori verso Scorzè e altri stabilimenti, ma dovranno assumere eventualmente solo poche decine, quindi gli oltre 120 lavoratori della Gatorade di Silea, quindi probabilmente perderanno il posto di lavoro. Ecco, avevano votato ieri per non partecipare all'incontro con la PepsiCo. In realtà invece in questo momento i lavoratori sono all'interno del capannone, quindi hanno deciso poi di partecipare per poter ascoltare, per poter dire anche la loro. Effettivamente c'è un clima di dialogo tutto sommato, anche se c'è un drappello di alcuni lavoratori, qualche decina di lavoratori che non ha voluto assolutamente entrare e che sta protestando al di fuori con fischi e sta cercando di attirare l'attenzione dei dirigenti che passano e che si muovono per entrare nel capannone, gli ultimi. Infatti si è da pochissimo proprio concluso in questi momenti le ultime battute tra i sindacati e gli amministratori delegati della PepsiCo, che però sono arrivati qua senza la possibilità di contrattare, ci dicevano proprio i sindacalisti, sia Franco Lorenzon della CISL di Treviso che Paolino Barbero della CGIL di Treviso, e si sono trovati di fronte delle decisioni già prese, quindi senza nessuna possibilità in qualche maniera di contrattare. Loro hanno chiesto che gli fosse dato ancora un altro anno, quindi di spostare la produzione verso
eventualmente la San Benedetto nel 2012 e non nel 2011, però si sono trovati di fronte a un netto rifiuto. Benissimo Francesca, io ti ringrazio e ci risentiremo questa sera con il servizio, buon lavoro intanto, grazie, e noi proseguiamo ancora con una notizia che arriva dal Bellunese. Mi risulta che Berlusconi offrì a Gianfranco Fini di guidare il partito e Fini scelse di fare il Presidente della Camera, lo ha affermato il Ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi parlando dal palco di Cortina Incontra. Fu un errore per il partito, per il governo e per Fini, ha concluso Rotondi. E ora veniamo all'evento che così abbiamo annunciato in apertura di questa edizione del nostro telegiornale, insieme al nostro ospite Paolo Vangelista, appunto ispiratore di Libriamo 2010. Abbiamo anticipato qualcosa già nei giorni scorsi, ricordiamo che questo evento, questo cartellone, questo programma di eventi si svolgerà a partire dalla giornata di venerdì, poi venerdì, sabato, domenica. Abbiamo parlato un po' delle prime due giornate, intanto vorrei chiedere così qualche indicazione, qualche suggerimento per la giornata di domenica, visto che ci stiamo avvicinando. Certo, domenica sarà diciamo, chiaramente la giornata conclusiva, si partirà la mattina dove ci saranno degli itinerari in centro storico, quindi porteremo il libro al di fuori dei chiostri Santa Corona e lo porteremo in città. Sono itinerari ispirati fondamentalmente al tema generale di quest'anno, che è Commisso, però non solo a lui, perché sono nati come itinerari parisiani, visto che Goffredo Parisi ha scritto parecchio su Vicenza e ha ambientato parecchie delle sue cose a Vicenza. Si sono ritrovati i punti e poi dalle corrispondenze tra Commisso e appunto Parise si è ricreato un itinerario letterario proprio per quest'anno. E saranno degli itinerari veri e propri, sì, perché durano un'ora e mezza all'incirca, no? esattamente, Certo. lungo la città, vengono accompagnati, dove ci sono dei reading fatti da attori e delle spiegazioni legate appunto ai testi con cui viene fatto. E poi una cosa molto curiosa e simpatica, che è un torneo a squadre, sì. non sportivo in questo caso, anche se lo spirito resta comunque sportivo. Sì, resta lo spirito della squadra che diciamo, combattono, ma in modo molto semplice, e l'idea è quella appunto di andare a trovare le soluzioni di alcune tematiche che vengono proposte su titoli di libri piuttosto che su temi ed altre cose appunto legate alla letteratura. Ecco, una giornata che si conclude ancora con un incontro legato proprio al mondo vicentino, in questo caso, visto che è Vicenza ad ospitare questa manifestazione, che è l'incontro con gli autori vicentini. Sì, allora ospiti. Ci sarà l'incontro appunto con Luigi Borgo, che è un autore vicentino della provincia, e assieme a lui, cioè prima di lui e dopo di lui, verranno Pia Pera, che è conosciuta a livello quantomeno nazionale, soprattutto per chi segue l'ambiente, diciamo, dell'orticoltura, del giardinaggio, perché ha una rubrica fissa su Gardenia piuttosto che su altre riviste nazionali. L'abbiamo voluta portare appunto perché i libri non parlano solo di letteratura nel senso del romanzo piuttosto sacrale, esatto, diciamo così, del termine, ma anche di natura, e di conseguenza questo. Alla sera invece abbiamo un'esclusiva, c'è Giulio Casale, autore, musicista e scrittore trevigiano, tra l'altro molto appassionato di Commisso, che fa uno spettacolo reading che ha pensato proprio per Libriamo. Certo, ecco, ricordiamo che tutte le informazioni per quel che riguarda i tanti appuntamenti, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, i tanti appuntamenti di questa manifestazione si possono trovare, lo vedete in sovraimpressione, sul sito www.libriamo-vicenza.com. Facciamo un passo indietro però con l'ispiratore, visto che appunto ce l'abbiamo qui in studio di questo evento, arrivato ormai al quinto anno, mi pare. No? Quindi, ecco, che cosa lo ha ispirato fondamentalmente? Che cosa si propone Libriamo?
Certo, l'idea di base è quella di riuscire ad arrivare ad avere un festival a livello importante, cioè che venga conosciuto chiaramente a livello regionale, e questo in 5 anni bene o male l'abbiamo quasi raggiunto, e poi prendere spazio per poter dare ancora una volta la possibilità a chi è innamorato della letteratura o chi vuole anche semplicemente avvicinarsi attraverso l'evento. Infatti le molte possibilità che un fruitore può avere sono legate proprio a questo, cioè al dare ad esempio attraverso il workshop di scrittura creativa la possibilità a chi è intenzionato a provare, a mettersi alla prova e scrivere, di confrontarsi con persone che lo fanno di mestiere e quindi vedere quali sono le varie possibilità, oppure passare attraverso i tavoli allestiti per gli editori piccoli e medi per conoscere qual è appunto l'editoria veneta, ma non solo, perché a livello nazionale vengono più di 40 editori ad esporre i loro cataloghi. Benissimo, allora noi abbiamo parlato a lungo in questi giorni e il tempo è tiranno, varrebbe la pena parlarne ancora. E avete la possibilità, lo ricordo ancora, eccolo, di vedere sul sito quali sono gli appuntamenti che vi piacciono di più per incontrare il mondo della letteratura nella bellissima cornice di Vicenza, peraltro, www.libriamo-vicenza.com. Grazie, complimenti per quello che state facendo, e noi ci salutiamo, prossimo appuntamento con l'informazione questa sera alle 19. Buona continuazione di giornata.